Importante vittoria in trasferta per la Castrum Favara che con il gol dell'ex calogero Lapiana si impone sul Paternò allenato dall'ex mister gialloblu Gaetano Catalano e con un altro ex, il centravanti Retucci, che si fa parare un rigore da Tommaso Scuffia. 3 punti che smuovono la classifica ma anche fanno morale, essendo la squadra favarese reduce da 2 pesanti sconfitte consecutive. Una vittoria fortemente voluta da mister Pietro Infantino, che nel corso della settimana è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi quella serenità e quella voglia di far bene, nonostante l'infermeria piena e il fermo di alcune pedine importanti per squalifica. Castrum Favara che nonostante i tanti giocatori assenti ha schierato in campo una bella formazione, ragazzi che hanno lottato su ogni pallone e che sono andati almeno per 3 volte vicini al raddoppio. Atteggiamento opposto per il Paternò, che forse ha pensato di incontrare un avversario in difficoltà e che sarebbe stato facilmente battuto. La gara ha visto un Paternò iniziare bene e affrontare in maniera decisa, enfasi che però è andata scemando, diventando la sua azione lenta e prevedibile. Castrum Favara invece, dopo una decina di minuti di studio e assestamento, ha iniziato a pressare e a rendersi pericoloso. Il gol che decide la gara è arrivato al 34esimo, difesa del Paternò pressoché immobile e la Piana dalla grande distanza lascia partire un siluro che va a insaccarsi alle spalle di Tosoni. La ripresa si apre con i locali che vogliono subito ripristinare le sorti della gara. Asero supera in avanti un paio di avversari, Mudasir lo mette giù ed è rigore. Sul dischetto va l'ex Retucci che si fa ipnotizzare dal suo ex compagno, il portiere Scuffia, che respinge il tiro centrale con i piedi. Un errore che il Paternò sembra pagare a caro prezzo perché la squadra si diminuisce e lascia molti spazi agli ospiti che con Quattara nel recupero sono andati avanti quasi quasi a raddoppiare e far diventare più pesante la vittoria. Ma sentiamo il commento del vice allenatore favarese Dario Di Dio. Sì, lo sapevamo già prima che era una partita molto complicata, una squadra grintosa che fa questo campo la sua forza e sapevamo un pochettino come giocavano. Da parte nostra abbiamo messo tutto quello che era il nostro mestiere, la nostra determinazione, la nostra compattezza di squadra e credo che alla fine tutto sommato ce la siamo meritati. Quel rigore che insomma poteva cambiare il mondo della gara? Ma i rigori, chi non li calcia non li sbaglia, innanzitutto. Calciato, è stato bravo il nostro portiere a pararlo, anche se dal mio punto di vista, come ho visto, se l'è cercato è stato bravo lui, ma credo che Mudasiro non abbia fatto niente per penalizzarci, però tutto sommato è andata bene, siamo contenti, abbiamo fatto un'ottima prestazione a cospetto di una squadra ben organizzata, ben allenata, e quindi ne prendiamo atto e andiamo avanti per la nostra strada.